Raccolta differenziata ad Agrigento, piove sul bagnato, le segreterie provinciali di categoria della CGIL, CISL e UIL hanno proclamato 2 assemblee per domani e dopodomani, ma non solo, anche un'astensione dal lavoro per il prossimo 21 giugno. Tutti i giorni particolarmente caldi per il fatto che le giornate di giovedì vengono dedicate alla raccolta dell'indifferenziato, cioè il rifiuto che crea maggiori disagi in caso di mancato recupero. Nella nota le sigle spiegano che i lavoratori hanno 60 giorni di ferie non godute a causa della differenziata e la riduzione degli uomini a disposizione, a cui si aggiunge la scelta scellerata di ridurre il numero dei lavoratori addetti allo spazzamento, di raccolta e di trasporto. La proclamazione dello sciopero, scrivono ancora, è motivata dal comportamento del Comune di Agrigento, il quale a tutt'oggi non ha risposto a nulla delle problematiche sindacali discusse in prefettura. A tal proposito il consigliere di Aula Sollano, Pasquale Spataro, lancia l'allarme igienico-sanitario e poi punta l'indice contro il sindaco ed il suo assessore che ha la delega a ramo. Amel sostiene che se la differenziata non andrà a buon fine si ritirerà dalla scena politica. Credo, dichiara Spataro, che sia arrivato il momento di ritirarsi. Si è passati dalla raccolta giovedì, poi non avvenuta, ad una raccolta straordinaria domenica, di fatto non avvenuta, con i cittadini che si sentono presi in giro. Amel si faccia da parte pur apprezzandone le qualità morali. Anche consiglieri comunali Nobile, Mirotta, Sollano si scagliano contro Firetto per le mancate risposte alle interrogazioni riguardanti la polizia straordinaria e Villaggio Peruzzo. Chiediamo, dichiarano i consiglieri, che si attivino tutte le procedure per ridare dignità garantendo la pulizia delle strade. Diversamente organizzeremo noi stessi una giornata dedicata alla polizia straordinaria della zona. Ed anche la consigliera comunale Carlisi ha scritto una nota al prefetto sulla vicenda dei rifiuti e sulla differenziata, in particolare ed afferma: ci sono 4.500 nuove utenze censite da cui si potrebbe ricavare nuova linfa economica. Considerato che queste utenze dovranno pagare anche 5 anni di arretrato, perché non si procede utilizzando questi soldi migliorando come possibile il servizio?